Casette dell'Acqua chiuse definitivamente causa continui furti. Il cartello affisso sulla casetta per l'approvvigionamento di acqua in piazza Berto a Mogliano lascia poco spazio alle interpretazioni e purtroppo non è l'unico, perché la ditta che gestisce il servizio, dopo una lunga serie di furti e spaccate, ha deciso di chiuderle tutte, con buona pace per i residenti che dovranno acquistare l'acqua liscia o frizzante al supermercato a ben altro prezzo. Ed il malcontento è parecchio per il venire meno di questo servizio che era molto apprezzato dai cittadini. Sì, spesso, tutto l'anno, sempre qua, i bambini, siamo usciti sempre, era comoda qua. Anche perché era un servizio molto comodo, e sanno chi è comunque, perché dentro c'è la telecamera, no? E non gli fanno niente. Viva l'Italia! C'è chi racconta di aver contato ben 25 furti di monete dalle casette, chi di aver pure visto uno dei ladri scassinare la cassa con un piede di porco e di averlo inseguito. Ci sono state le denunce e le indagini che hanno pure portato all'identificazione dei malviventi, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. Evidentemente non è bastato a fermare le razzie. Sono anni che appunto fanno furti, sanno chi sono, ma come sempre non possono far nulla, no? E quindi ci troviamo sempre così, impotenti davanti a gente che alla fine non conta nulla, però sono sempre liberi di fare quello che vogliono, come al solito. Dopo alla fine per cosa? Per pochi spicci, no?